Ma sappilo, non son disposto a dimettermi. Silvano, non valevo le ciccioli. Silvano, Chico Buarque de Hollanda mi. Gira la rotola, 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 gira. Gira la rotola, 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 gira. La gira, Silvano, peggio per te. Buonasera. Giro d'Italia, Barone è già pronto? No, sei già con la maglia rosa, sei già con la maglia. La signora invece è già pronta, no? Sì. Ecco, allora ci siamo, tra poco i girini arrivano, cosa bisogna dire? Facciamo l'antidoping, no? Bene, anche da Padova direttamente al Neri Diamis per raccontare questa bella avventura, no? Sì. Ecco. Vedete che qua... Ma scusate, ma quello lì è quello che ho portato io ed è rimasto solo questo? Sì, abbiamo mangiato tutto ieri. Bene. Saluta il Giro d'Italia. Già messo la pasta, allora adesso stiamo a mangiare le cime di repe. Le cime di repe peppere. 6 minuti, Eccole qua, queste sono le cime e queste sono le repe. Ma non le cime delle montagne. Le cime di repe, in attesa del Giro d'Italia, questo è quello che vi proponiamo. Abbiamo alcuni girini qua, Eccolo qua, intervista lui bambino. Allora, stai aspettando il Giro d'Italia? Sì, Chi vince secondo te? Quintana. Quintana. Stava Canoccoli sulla salita di Trieste, no? Sentiamo i signori qua, le signore, aspetta il giro. Sì, sì. Come sta andando l'attesa? Bene, si mangia, si beve e si aspetta. Sentiamo qua, ti stai divertendo? Sì, Giornata calda ma giusta, no? sì. Bene, te cosa dici? Sì. Sì, ma no. Bene, andiamo. Chi ho la penna? Sempre, quella mai perderla. Casberni, come mai? Sì, bisogna stare attenti al pubblico qua. Dov'è il rifornimento? Non ho capito. Ho detto Rifornimento ce l'abbiamo di fronte, abbiamo aperto la fraschetta qua, è tutto a posto. divertimento assicurato, insomma. Bene, sentiamo altri qua dietro le quinte, ecco. Che doping è? Che doping? Sto qua doping con luppolo. Senta il masson, cazzo che dire. Qui tutto bene, stiamo rilassando, adesso siamo pronti all'arrivo del giro, adesso mi aspetto il secchio d'acqua e via. Ecco il già sindaco di Corno. Buongiorno, buongiorno. Beccato al volo, Buongiorno, buongiorno. Maglia rosa, quasi. Lavate mani, lavatrice. Sì. Senti, grande attesa, Corno ha risposto alla grande. Bah, sicuramente per accogliere questo giro, questo avvenimento che da anni non passava per il nostro paese, non orgoglio, riuscire anche a promuovere tutto il territorio, in concomitanza anche con col torneo dei borghi, Corno ha allestito un bella attesa per tutti questi appassionati, ma soprattutto per ospitare il Giro d'Italia. Senti, è un bel biglietto da visita, no? Ma sicuramente la scelta era proprio ieri sera a cena con Sergio Bolzonello, aver scelto di passare per le colli orientali, per il Coglio, anche e soprattutto siamo vicino al primo colpo di fucile della guerra 15-18, anche in occasione del centenario possiamo dire che iniziamo alla grande questa ricorrenza, purché triste, ma è importante ricordarle per future generazioni che queste immani vicende si devono ripetere più. Giro, anche voi in attesa del giro? Com'è? In attesa del giro? Sì, è una bella occasione per portare fuori i bambini. È stata calda, poi giusto. Sì, bellissimo oggi. Samuele, fai un saluto.
Ciao. No, grande attesa signora. Sì, siamo qua che stiamo aspettando. Dopo tanti anni finalmente il Giro passa. Sì, l'ho visto molti anni fa. C'era Coppi ancora. Sì, no Coppi, ma... Gimondi, dai. Quello, Anche sì. Till, Anche Till, Gimondi, sì, ecco, sì. Loro. C'è qua, vediamo un telefono rosa. Rosa è telefono una bianco, ragazza. tutto bene, stiamo aspettando, manca... Esatto, manca qualche organizzazione tipo chioschetto di birra, però ci stiamo... Che hanno aperto la frasca. Benissimo, allora ci rivolgeremo. Vada di là tranquillo, eccetera. Vediamo qua ancora. Qua vediamo le signore dietro il cartello di Pantani, signore. Dietro il cartello di Pantani, lei. Tre idee. Che lei è stato un mito, ecco, come che l'è scritto lei. Che il passeggero d'Italia di che banda. Donna, Che dà anche peso, no, alla località. E dopo la soddisfazione di odio di persona che... Il corridoio passerà in 30 secondi, no? No. Potete sentire l'entusiasmo da parte, ho detto, potete sentire l'entusiasmo da parte del spontaneo. Eccoli qua, tutti che attendono, vedete? Tutti che attendono l'arrivo dei girini. Guardate l'entusiasmo, si legge, ho detto un po' di entusiasmo, ecco, non stai fai furlare. Ecco qua l'entusiasmo della folla. Sta arrivando una moto, arriva dallo Zoncolan. Io? No. No, pensavo dall'abbigliamento, vedo in maglia gialla. Ah, no. Pensavo già ai preparativi per il Tour de France. No. Bene, sei in attesa del Giro? Sì. Chi vince secondo te? Quello che arriva primo, no? È un famoso corridore. Mi dicono che lei ha detto al Giro. Cosa? Non ho capito. L'ha detto al Giro, ma No, nessun giro, grazie. la maglia rosa. L'ha messa su La appena maglia alzata. rosa. Non è quello degli ultimi. Sì, dai. No, io mi auguro che si veda una bella cosa e basta. Cosa devo Noi dire? siamo in via dell'Ambrusco. Appunto, la bella... Ma non è un voltai di neri di Calnestro. Infatti le appena bevuto. Ecco. No, non ho pensato a festeggiare. Non dire che giovani, cazzo, che pensi dal Zir, dai. È in attesa anche lei. Niente, siamo stati a festeggiare in una famiglia privata, trattamento ottimo, adesso aspettiamo il Giro, onore al vincitore Quintana e Tutto un bel biglietto da visita, no? sì, per il Friuli, speriamo che lo ottengano. Perfetto. Zoro, ma ti aspettavi che passavano per San Giovanni? Secondo te? Dovevano passare, invece Caduto il purtroppo ponte, mi hanno detto. hanno deciso di fare tutto a corno e qua sai purtroppo ma a qualche chilometro siamo venuti qua, una camminata. Comunque dopo 30 anni è una cosa importante. Come no, scherzi, è un evento importantissimo. Biel e Wunde. Belle Wunde. Perfetto, buon signori. Facile sta sotto l'albero. Facile sta sotto l'albero. Non lontano se non mi finisce il figlio. Ma soldi contati? Io ti dico che siamo tan contenti di tutte queste che qua passa il Giro d'Italia e io ho una grande soddisfazione. Comunque è una grande soddisfazione. Non so, una roba importante che ogni 50 anni passa. Ecco. Sì, e poi se davanti a casa e dopo dotti sì, forse non arrivi più a via di la metà. Aspetta nel fresco, mi dicono. Sicuro? Certo. Perché qua si sta meglio, no? Sì, per forza. Intanto che prima che arrivino fra un quarto d'ora sono qua. Ancora, dice. Sì. Vabbè. Gli abbiamo dato il morbino, come si dice. Sì, gli dia anche il via che vengano. Tanto tempo che aspetto, va bene che sono vicina di casa, ma... Due in fuga, sono i primi due, stanno passando in questo momento, sono due fuggitivi che sicuramente termineranno la loro corsa al circuito di Trieste. Adesso il gruppo è compatto, il ritardo è all'incirca sui 30 secondi. Ecco le staffette della polizia stradale che ci stanno in questo momento attraversando, gruppo compatto, gruppo praticamente compatto. Ecco, vedete dall'alto il passaggio dei corridori del Giro d'Italia, circuito finale, dovremo intravedere tra qualche istante anche la maglia rosa di Diego Quintana. Il vantaggio dei fuggitivi si aggira intorno ai 30 secondi, eccoli qua, si stanno andando in volando verso
l'arrivo di Trieste? Sì, contentissima. Aspettava qualcosa di più? Era la prima volta che li vedevo. Non è niente male, veramente bello. È sempre un bel biglietto da visita. Sicuramente. Certo, vai vincere la bandana. Pensa la bandana. Era bellissimo. Posso essere a Trieste? Eh sì, hai veduto? Ma non fa bene a Bressan. Andiamo dietro il banco a sentire queste due simpatiche ragazze. Allora, ha visto il Giro d'Italia? No, non l'ho visto. Non l'ha visto? No. Era impegnata? L'ha visto, era impegnata. L'ha visto, invece lei l'ha visto? Visto, bellissimo. Mi ha emozionata molto. Perfetto. Tirate qua? Scusa? Tirate, cosa dico? Bene. Eccoli qua, vediamo. Senti, cos'è che doping ci propone? Pleskavica, Luanis di Crano e Luanis Normalis di Fresen. Silvano, Chico Buarque de Olanda gira la rotola, gira la rotola, gira e la gira, Silvano, peggio per te, Silvano, peggio per te, bada badi bada bada bam bam bam.